Sono qui con coach Dario Rigo. Dario, una partita che ha visto Montecchio portare a casa i 3 punti, però insomma tanti pali, un bel gioco, forse qualche imprecisione che mi è sembrato tu non abbia apprezzato. Che partita hai visto stasera? No, sicuramente mi dispiace per il risultato negativo perché per come è andata la partita meritavamo qualcosa in più. Come dici te abbiamo preso dei pali, siamo stati magari in qualche situazione un po' imprecisi, però questo è l'hockey. Mi dispiace anche per certe decisioni arbitrali che secondo me sono alquanto discutibili, però ormai mi sembra che faccia parte del gioco e quindi dobbiamo accettare anche questo, anche se ovviamente fa male, soprattutto per ragazzi come i miei che sono giovani, che comunque si stanno impegnando tantissimo per cercare di far bene, e poi quando vedi che comunque ci sono delle situazioni un po' così che mi lascia un po' perplesso, diciamo, ecco, per essere chiaro. Sì, ovviamente su una sconfitta non è mai sempre facile da commentare, però ti chiedo cosa ti porti di buono a Valdagno dopo una partita come questa? Ma sicuramente di buono mi porto l'atteggiamento dei ragazzi che hanno lottato fino alla fine, che sono stati in partita fino alla fine, che ci hanno creduto fino alla fine, che hanno speso tutto quello che avevano in pista, e questo è il buono, diciamo, della partita, è quello che del resto cerchiamo sempre di mettere in campo, cerchiamo come atteggiamento, come mentalità, di portare sempre. Poi a volte ci riesce meglio, a volte un po' meno, però appunto sono ragazzi giovani, devono maturare, devono essere più cattivi nei loro confronti, volere di più, perché hanno caratteristiche, hanno possibilità, hanno capacità di fare anche di più. Va bene, ti ringrazio Dario. Grazie a te, ciao.